Venerdì 26 aprile, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi cercheremo di capire perché il tempo cambia così in continuazione, adesso sembra di essere in inverno. Poi parleremo di uno spettacolo teatrale bellissimo che si chiama Esercizi di stile, saranno con noi protagonisti e regista. E ancora tanti i turisti che sono in movimento anche dalle nostre parti, naturalmente, in questi giorni. Ieri cortei e manifestazioni per la festa della liberazione, anche in Sicilia non sono mancati momenti di tensione, le proteste legate soprattutto al conflitto in Medio Oriente. A Catania, in particolare all'arrivo in Piazza Duomo, 2 giovani hanno acceso dei fumogeni e dato fuoco a una bandiera di Israele. Cortei e sfilate hanno accompagnato anche in Sicilia le celebrazioni ufficiali della liberazione, così come nel resto d'Italia non sono però mancate proteste e momenti di tensione legati in particolare al conflitto in Medio Oriente. A Catania, all'arrivo in Piazza Duomo, 2 giovani hanno acceso dei fumogeni, dato fuoco ad una bandiera di Israele e gridato slogan contro la giunta comunale di centrodestra. A Licata è stata invece imbrattata la stele monumento ai caduti con vernice rossa e la scritta "Siamo tutte antifasciste". La stele, come mostrano le immagini, è stata poi ripulita. È caduto dunque nel vuoto l'invito del governatore Schifani a rispettare la festa della liberazione. È una giornata che deve unire il Paese, sicuramente non dividerlo. Noi siamo qui per rispettare questa data, questa festa della liberazione, i momenti che ha vissuto il nostro Paese, momenti estremamente tragici e delicati. A Catania una corona d'alloro è stata deposta al sacrario dei caduti delle guerre nella chiesa di San Nicolò d'Arena. Quasi in contemporanea il corteo organizzato dall'Ampia e dalla CGIL si è snodato da Piazza Palestro con un passaggio d'obbligo sotto la casa di Salvatore e Graziella Giuffrida, 2 giovani catanesi uccisi e torturati dai tedeschi. Graziella è morta in Liguria, giovanissima insegnante che si trova lì perché è stata partigiana, perché è stata prelevata su un autobus, perché è stata presa, picchiata, violentata, ma non ha mai parlato, non ha mai tradito i suoi compagni ed è morta per la libertà. Non sono neanche mancate le polemiche politiche. Nella resistenza alla nostra libertà è lo slogan del Partito Democratico stamattina e lo ricordiamo pure alla Premier Meloni, che troppo spesso non ricorda che l'Italia merita un Premier antifascista. A Catania controlli interforze in via Plebiscito, sono state riscontrate diverse irregolarità in esercizi commerciali, ci sono stati 3 denunciati ed è stato sequestrato un'ingente quantità di carne non tracciata. Vediamo. La popolosa via Plebiscito è stata teatro di un'attività di controllo straordinario e integrato del territorio disposta dal questore di Catania Bellassai e coordinata dal commissariato San Cristoforo con l'ausilio della Polizia Municipale e del personale dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASP. Ai titolari di 3 macellerie sono state contestate svariate irregolarità amministrative ed igienico-sanitarie. In alcuni casi le carni esposte sono state ritenute non idonee al consumo umano e quindi sequestrate per il successivo smaltimento. I 3 titolari sono stati denunciati per violazione delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, poiché in uno degli esercizi erano assenti gli estintori, mentre negli altri 2 la revisione non era stata effettuata nei tempi previsti. Alcuni impiegati delle 3 macellerie sono risultati non in regola con le norme sull'impiego e le loro posizioni sono adesso al vaglio dell'Ispettorato del Lavoro. È stata effettuata anche un'importante attività interforze che ha consentito di identificare 146 persone, tra cui 48 pregiudicati, di controllare 76 veicoli e di elevare 14 contravvenzioni al codice della strada. 5, infine, i veicoli sequestrati. Adesso ascolteremo la storia di Vitalia, una giovane che racconta la sua lotta contro i disturbi alimentari, un percorso doloroso dal quale però, lei lo conferma, si può uscire, anche se avverte in Sicilia non ci sono strutture adeguate, le ragazze devono partire per curarsi. Si comincia a mangiare poco e a selezionare il cibo senza sapere che si entra nel tunnel dei disturbi alimentari. Così inizia la storia di Vitalia, che con determinazione ha lottato fin da adolescente con il male per il cibo. Tutto iniziato dopo un lutto familiare. Mangiavo solamente insalata, però poi mi chiudevo nella stanza e mi
mi abbuffavo di cereali per la colazione, quindi il mio peso si manteneva sempre sui 40 kg, che è stato, diciamo, il peso più alto che io ho avuto in tutta la mia vita. Passano i mesi fino alla maturità, quando ormai è evidente che quella magrezza non è normale. Sono arrivata a 27 kg, ho dato l'esame di maturità, ho raggiunto il massimo dei voti e mia madre e mio padre hanno iniziato a preoccuparsi perché veramente era inguardabile, anche i professori erano preoccupati, ma io ero una macchina da guerra, non mi volevo fermare. Comincia un calvario di ricoveri in ospedale, in Sicilia e fuori, ma nessun sostegno concreto per uscire. Curava il sintomo e non la malattia. Non è un disturbo alimentare, non è un disturbo del cibo, spesso è un disturbo dell'anima. Non si sta bene con se stessi, si spengono le emozioni per paura di provare emozioni, sia belle che brutte. Poi la scelta di andare in una struttura residenziale in Umbria, dove trova una risposta a tante domande che l'hanno tormentata per anni. In Sicilia purtroppo manca il pubblico è completamente assente, non sono fornite di figure importanti e questo è completamente deleterio per tutte quelle ragazze che soffrono di disturbi alimentari e che devono partire per curarsi. Un percorso doloroso dal quale si può uscire, così come è stato per Vitalia. Adesso è il momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. Allora, stamattina cominciamo con la Sicilia, la prima pagina della Sicilia che ha in primissimo piano, vedete, Ipse Dixit, 25 aprile, il 79esimo anniversario della liberazione, regime disumano sottomesso ai nazisti, così Mattarella ha chiuso la porta a qualsiasi revisionismo sul fascismo. Poi le altre notizie, e non ne mancano stamattina, Sicily, 10,7 milioni di buco certificato e c'è il rischio di perderne altri 10 già spesi, la scure dell'Unione Europea sui fondi del turismo alla regione. C'è anche l'allarme siccità, report sugli invasi, manca il 35% d'acqua e il quadro continua ad aggravarsi. Poi ancora, sempre a proposito di stranezze del periodo, Etna, ultima neve di primavera, adesso attesi 30 gradi all'ombra, il medio pazzo in Sicilia, ne parleremo stamattina fra non molto. E poi ieri c'è stato un agguato nel Ragusano, in provincia di Ragusa, chiedo scusa, siamo a Vittoria, due colpi di pistola per l'ex pentito, si teme una nuova guerra di mafia, tutto questo in provincia di Ragusa. Adesso andiamo a vedere più da vicino le vicende che abbiamo letto, o alcune delle vicende che abbiamo letto in prima pagina. E dunque ufficiale, con Sicily c'è un buco da 10,7 milioni e la regione rischia di perderne altri 10 che sono già stati pagati. I soldi del turismo, comunicato l'esito dei riscontri dell'audit alla Commissione dell'Unione Europea, spese inammissibili per 8,2 milioni, infine bocciati tutti i voucher per pernottamenti e servizi non fruiti, tagli lineari del 10% sulla comunicazione. Insomma, è un momento complicato. Possiamo vedere ancora qualcosa in più, 75 milioni in investimento iniziale sulla finanziaria 2020, 42,5 milioni di risorse certificate dall'Unione Europea, 2,5 milioni di spese già sottoposte a rettifica dall'autorità. Insomma, c'è davvero da lavorare su questo fronte. E poi gli invasi. In un anno ha perso la Sicilia il 35% di acqua. Sono sempre più preoccupanti i dati dell'autorità di bacino del distretto idrografico di Sicilia. Nell'ultimo report un ammanco di circa 172 milioni di metri cubi di riserve idriche, e intanto vedete una foto dell'Etna con la neve, ma nei prossimi giorni si arriverà anche a 30 gradi, clima impazzito, il freddo polare dal weekend farà spazio al caldo africano. Questa è la situazione che ci si prospetta. E poi torniamo invece a parlare di cronaca. 2 revolverate per l'ex pentito, l'agguato è scattata a Vittoria, colpito al volto un sessantenne già esponente del clan dominante Carbonaro. Si rischia un'altra guerra di mafia, l'uomo già sentito dai magistrati della DDA di Catania. E poi anche
sulla Sicilia. Mafioso celebra le nozze d'argento nella chiesa in cui riposa Falcone. Il parroco di San Domenico non sapeva chi fosse la coppia e ringrazia per l'offerta lasciata. Dalle pagine nazionali e regionali siamo invece alla pagina di Catania con il 25 aprile, no alle guerre, sia lavoro sicuro. Non sono mancati gli spunti polemici fra chi non voleva lo striscione del PD e chi ha lamentato la rumorosa presenza in piazza del palco Telethon. Si alza dunque un coro unanime dal corteo dell'Ampi, ieri straordinariamente affollato e partecipato. Ma poi c'è un'altra notizia che vorrei segnalare stamattina, eccola qui. L'udienza preliminare, la tredicenne ha ripercorso l'orrore, stiamo parlando della ragazzina che è stata violentata all'interno della Villa Bellini. Sono stati loro a violentarmi, ha raccontato con dovizia di particolari quanto accaduto, e quindi per lei di nuovo il dramma, di nuovo diciamo, il terrore di quei momenti. Dalla Sicilia siamo alla Giornale di Sicilia, con l'apertura anche qui con Mattarella, antifascismo di tutti, appello del Presidente per il 25 aprile, doverosa l'unità popolare, ma la festa è piena di veleni e tensioni. A Milano, a Roma, scontri fra manifestanti pro-Palestina e la brigata ebraica. La Meloni, la fine della dittatura, pose le basi per la democrazia. A Treviso, fischiato Nordio, Scurati legge il suo monologo e abbraccia la Schlein. Questo per il 25 aprile, con anche questa fotonotizia per le celebrazioni che si sono svolte a Palermo. E intanto, come vedete, in piazza Duomo scrivono fumogeni al corteo, è stata bruciata una bandiera di Israele, il PD volevano bloccare il nostro striscione. E ancora siamo sempre sul Giornale di Sicilia, sempre meno acqua, estese le riduzioni, l'AMAP diminuisce l'erogazione. Adesso sono coinvolti tutti i quartieri, a livelli sono meno 35% negli invasi siciliani rispetto ad aprile dell'anno scorso. E la cronaca, un ex pentito ferito a colpi di pistola, abbiamo parlato, l'agguato è scattato proprio nelle campagne di Vittoria. Lasciamo il Giornale di Sicilia, adesso la prima della edizione di Repubblica a Palermo. Ancora una volta l'attenzione sui diplomi facili, giro di vite entro l'estate, la promessa del ministro dell'istruzione Valditara, attivata la Guardia di Finanza, mai più 4 anni in uno. Insomma, un pochettino complicato capire come fare a recuperare 4 anni in uno, se ci sono già difficoltà a farne uno di anni. E ancora pagare per il titolo, sconfitta di tutti, ma non si vince bocciando. Questa è un'altra riflessione che troviamo sul quotidiano, sull'edizione di Palermo di Repubblica. Poi c'è il caso, ne abbiamo già parlato, un oltraggio a Giovanni, la sorella del magistrato, vittima della mafia, interviene dopo le rivelazioni sulle nozze d'oro di Tommaso Lopresti, e Cosa Nostra si riavvicina alla Chiesa nonostante le ripetute scomuniche. Maria Falcone indignata per la cerimonia del boss a San Domenico. Ancora il 25 aprile quei ragazzi delle Madonie che scelsero la resistenza, un racconto, un ricordo, un numero esatto non c'è, ma se ne stimano circa 1600 per la precisione. Poi ancora ieri c'è un reportage di Castelvetrano, perché è l'anno zero, è il primo voto senza Messina Denaro, e quindi insomma la città si sente sicuramente più libera, più serena. E poi le pagine interne, cerchiamo di leggere qualcosa in più. I diplomi facili, la promessa del ministro entro l'estate, le norme anti-imbrogli, il ministro è intervenuto dopo l'inchiesta di Repubblica, mai più 4 anni in uno. Diciamo che sarebbe ci si poteva avanzare anche prima. Cosa Nostra in chiesa, le scomuniche ai boss non funzionano, chi non se ne cura come il can Lopresti celebra le nozze d'oro, chi invece investe attacca i sacerdoti antimafia come faceva Messina Denaro. Questi insomma i due aspetti di questa vicenda, ma poi ci sono le riflessioni di Maria Falcone, capomafia a San Domenico, prepotenza contro Giovanni. Queste le sue
parole, risponderemo con la messa del 23 maggio, come ogni anno sarà un modo chiaro, netto per prendere le distanze da Cosa Nostra. I boss sono sempre lì, pronti ad approfittarne, cercando ad ogni occasione di infilarsi nella società. E ancora restiamo comunque su Repubblica. A Castelvetrano è l'anno zero, primo voto senza il boss, non abbiamo più alibi. A giugno le elezioni amministrative nel comune di Matteo Messina Denaro, una partita a 4 per contrastare l'emigrazione e anche il malaffare. E chiudiamo con Repubblica per questa mattina, parlando anche ovviamente della festa della liberazione. Antifascismo, pace, frontiere aperte, in piazza più bandiere, più rabbia. Schifani invoca l'unità dei partiti. Riduffo invece della CGIL, si rispetti la Costituzione sempre. Ora la prima della Gazzetta del Sud, anche qui vedete in primo piano Mattarella, uniti nell'antifascismo, poi ricorda Matteotti le vittime delle stragi, applausi ascurati, fischi per Nordio, 25 aprile, appello monito del Capo dello Stato, la Meloni con la liberazione post le basi della democrazia. Altre notizie invece, vedete, turismo alle Eolie niente boom a causa del meteo, del tempo incerto, insomma in qualche modo ha tenuto lontano le persone. E poi ancora a Messina, lavori al terminal Aliscafi, in 3 mesi di interventi, un investimento da $500.000 di euro. Chiudiamo con qualche notizia di sport, siamo alla vigilia di una giornata di campionato piuttosto importante, partiamo dal Palermo alla Serie B, difesa rosa più solida ma l'attacco stenta, la coperta resta corta, il nuovo assetto sembra favorire, mancano però sembra favorire Mancuso, mentre è un po' in difficoltà Brunori. Ranocchia dovrebbe rientrare proprio nella partita di domani. E invece parliamo anche di Catania, perché domani c'è la partita verità, la partita che deciderà una stagione, saranno play-off, saranno play-out per il Catania, lo scopriremo domani a partire dalle 18:30 contro la squadra Sannita, cioè il Benevento. Sarà un duello decisivo per mettersi al sicuro da sorprese amare, ma va registrato che il Massimino sarà ancora stracolmo, tutta Catania a sostegno per scongiurare i play-out, una prevendita da record, oltre 3.400 biglietti venduti al dettaglio, a conferma dell'appoggio che ancora una volta garantisce la città proprio alla squadra di Zeuli, che comunque parlerà oggi. Massura sarà squalificato, rientra Bois, la partita a partire dalle 18 di domani, lo ricordiamo durante diretta stadio su Telecolor. E poi parliamo anche di Messina, perché Messina chiude all'atto finale, va sul campo di una pericolante che è il Monopoli. Vedete Messina, gli stimoli della recita finale. Domani vedremo se la squadra di Modica in qualche modo proverà a chiudere con un altro risultato importante per insomma, fare vedere che la salvezza è stata veramente importante, considerato come era cominciato il campionato. Bene, facciamo una breve pausa, non andiamo via, tra poco ci sarà la rassegna stampa nazionale e poi i nostri ospiti. Buongiorno Sicilia. Sicilia, è il momento dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, vediamo un po' i quotidiani nazionali, direi di cominciare con il Corriere e comincerei proprio dal 25 aprile, vedete il titolo: Mattarella, unità nell'antifascismo, 100.000 a Milano, scontri in piazza, insulti alla brigata ebraica dagli attivisti pro-Palestina. Questa è la situazione. Allora vediamo le pagine interne come affrontano questa vicenda. Vedete, insulti alla brigata ebraica, un 25 aprile di tensione, le voci tra filo palestinesi, Israele fascista, ma lungo il corteo tanti applausi. Questo è quello che viene segnalato dal Corriere. Diciamo che siamo in linea con le notizie che arrivano. La prima pagina, leggiamo soltanto il titolo dedicato al 25 aprile alla liberazione, l'antifascismo un dovere. Mattarella celebra il 25 aprile
a Civitella, luogo di una strage nazifascista, un regime disumano che negava l'innegabile, i partigiani veri patrioti. Poi tensione a Roma, aggressioni a Milano dei manifestanti pro Gaza alla Brigata Ebraica, ma la Meloni, la fine del fascismo, pone le basi per la democrazia. Poi c'è un'intervista a Scurati, la svolta illiberale è già iniziata, le democrazie sono a rischio, questo è quanto dice. Però vedete, poi all'interno, siamo su Repubblica, il capo dello Stato, l'antifascismo è un dovere, partigiani patrioti, Mattarella celebre 25 aprile, la resistenza fu plurale, fascismo, dittatura spietata, le parole del capo dello Stato. E vedete anche sulla stampa all'interno, le pagine interne, tutti uniti sull'antifascismo, i messaggi di Mattarella anche al governo: il patriottismo è quello dei partigiani e senza resistenza non ci sarebbe stata la rinascita del protagonismo delle donne. Dunque Mattarella ha in qualche modo ancora una volta indicato la strada, divisi alla festa. Siamo ancora sulla stampa, le pagine interne, attacchi e insulti contro la Brigata Ebraica a Roma e Milano, aggredito con un coltello un ragazzo che manifestava al Duomo. E poi questo per quanto riguarda il 25 aprile, che troviamo anche sul Messaggero: Mattarella e l'antifascismo, unità popolare doverosa, il capo dello Stato a Civitella, paese teatro della rappresaglia nazista del 44, il ricordo di Matteotti, le citazioni di padre Turoldo, resistenti tutti fratelli. Il tema comunque chiaramente del 25 aprile si ritrova su tutti i quotidiani questa mattina. Andiamo a leggere le altre prime pagine, abbiamo intravisto qualcosa, ma intanto siamo anche su Repubblica con le altre notizie. Vedete intanto il processo Me Too, una irregolarità, salva Weinstein, condanna annullata. Poi c'è una curiosità che arriva e riguarda una scuola: droni e visori, le spese folli a scuola con i fondi del PNRR. Cioè le scuole, pur di spendere questi fondi, queste risorse, comprano anche cose che praticamente non competono esattamente alla scuola. Siamo alla stampa, adesso vediamo anche la stampa. Le altre notizie con Macron: siamo in Europa, l'Europa rischia di morire, questo è l'avvertimento. Voto a Strasburgo contro le infiltrazioni russe, Lega e Fratelli d'Italia, ma anche il Movimento 5 Stelle si sono astenuti per questo voto. Altre notizie, sempre dalle prime pagine, vediamo Avvenire che torna sul 25 aprile, la festa di tutti o quasi. Mattarella: senza memoria non c'è futuro, intorno all'antifascismo è possibile e doverosa l'unità popolare. La Meloni: alla fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo il no ai regimi totalitari. E poi l'incontro, il Papa, gli 80.000 di Azione Cattolica, la via della pace parte da un abbraccio. Queste sono le parole di Papa Francesco. Siamo invece con le tensioni che sono in una certa area, siamo in Bielorussia, noi donne nel mirino del regime bielorusso. C'è una testimonianza, un attivista anti-Lukashenko che ha il coraggio di esporsi. Migranti, la Francia apre e Ventimiglia si svuota, dopo la pronuncia della Corte europea crollati i respingimenti. Sempre dalle prime pagine siamo adesso sul Messaggero, che abbiamo visto nelle pagine interne, ma intanto vedete ministeri, ecco i tagli di spesa. Risparmi sui fondi destinati ai migranti e meno risorse ai sistemi Trojan e per le intercettazioni. Stop anche all'autostrada in Libia, promessa a Gheddafi, il MEF vuole economie per altri 2 miliardi. Poi altre notizie, c'è l'effetto Pandora, la Ferragni cerca soci, alle sue aziende servono 6 milioni, ricavi calati del 40%, il piano anticrisi del team dell'influenza, trovare dei soci che possano in qualche modo sostenerla in questo momento. Poi c'è il caro caffè, un tema che ormai da qualche giorno sta impazzando, la tazzina vola verso i 2 euro per la guerra e il clima è impazzito, materie prime su, stangata da 1 miliardo, questo è quello che si prevede. Anche sul Messaggero, Weinstein nulla
la condanna per stupro, la Corte vizi riforme, il processo è da rifare, uno schiaffo al Me Too, e poi insomma vedremo. Comunque ci sono lui tanti, comunque rimane in carcere. sì, ci sono altri procedimenti e altre condanne. Il Giornale, che apre anche con il 25 aprile, l'Italia dei due 25 aprile. E che cosa dice? Meloni: con la fine del fascismo nasce la democrazia, Mattarella: l'unità nazionale è doverosa, ma nei cortei è caos, perché Milano pro-Palestina contro Brigata Ebraica, c'è stato anche un ferito. Poi un altro colpo al Me Too, assolto pure Weinstein, annullata la condanna, una delle condanne, lo ricordiamo. E ancora le altre prime pagine, stavolta siamo sul Fatto Quotidiano. Due parenti d'Italia e tanti impresentabili. Stiamo parlando delle liste, in questo caso di Fratelli d'Italia, dall'Unione Europea alle regionali, il fratello di Santanchè e il nipote di Crosetto. Fidanza a patteggiato, il big milanese prese 16 mesi per corruzione, e c'è anche l'ex RAS forzista Mantovani. Insomma, va a fare evidentemente l'identikit, va a vedere quelli che sono i profili di questi, dei candidati. L'Unità, leggiamo: ora è sempre Resistenza. Edith Brooke fa rivivere Calamandrei, il 25 aprile non dura un giorno solo. Questo è invece il messaggio. Travaglio, Conte e le manette. Quello non è fascismo? Ecco, anche qui, di tanto in tanto anche i giornali fra di loro si mandano, si mandano qualche messaggio. Leggiamo anche Libero: il peggiore di sempre, il riferimento è a quanto è accaduto nella giornata di ieri, 25 aprile, giorno dell'odio, scrive addirittura il Libero. Scontri con la polizia, ebrei e ucraini cacciati e insultati, un accoltellato, 9 denunciati per discriminazione razziale, foto di Meloni bruciate, fischi all'inno. Ma che festa è? Questa è la domanda che si pone questa mattina il quotidiano Libero, che poi evidentemente ha anche altre notizie, come ad esempio quella del ticket a Venezia. Meglio delle ZTL, via l'esperimento con qualche protesta, perché insomma pare che ci siano state anche delle tensioni proprio per questo ticket da 5 euro da pagare per entrare in città, nel centro, chiaramente nel cuore della città. Fotonotizia sul Manifesto, vedete il titolo: Irresistibile. Questo è il titolo scelto invece dal Manifesto questa mattina, che poi racconta, fa la cronaca grandissima, festosa, e con il sole oltre 100.000 persone a Milano per la manifestazione del 25 aprile contro manganelli e censure, per il lavoro, per i diritti, per la Palestina, per il cessate il fuoco. Ovunque il sindaco Sala e Lampi ringraziano dal palco di Piazza Duomo il Manifesto per aver contribuito al grande successo della giornata. Siamo in addirittura di arrivo. L'ultimo quotidiano che vediamo questa mattina non è questo, ma è Il Tempo. Vedete, c'è un titolo: brutta ciao, questo è il titolo scelto dal Tempo. La sinistra si è fatta la sua liberazione elettorale, ma questa non è la piazza di tutti gli italiani. Scontri a Roma e Milano, nel mirino la Brigata Ebraica, a Bologna bruciati i manifesti della Meloni. Insomma, questo è l'ultimo titolo che vediamo da prima pagina, poi magari vedremo altre cose. Bene, state con noi, fra pochissimo parleremo del perché il tempo cambia così rapidamente. Adesso sembra di essere in inverno, ma già si prospettano temperature altissime per fine mese. Vedremo con un esperto. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in transito a nord-ovest e al centro Italia per la giornata di venerdì, qualche piovasco anche sul Triveneto, soleggiato invece al sud e sulle due isole maggiori. In dettaglio in Sicilia ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata con sole innocue velature di passaggio, venti a tratti sostenuti, con mari localmente fino a mossi. Temperature massime che torneranno ad aumentare raggiungendo punte di 24
20 gradi con clima un po' più piacevole. Per quanto riguarda poi la giornata di sabato, sole che splenderà ovunque con cieli sereni e tersi. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mari localmente fino a mossi, temperature massime che saranno stabili o in ulteriore lieve rialzo con valori a tratti anche oltre i 20 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Buongiorno Sicilia, che tempo ci aspetta nei prossimi giorni e perché il meteo cambia così in continuazione? Ne parliamo con Luigi Pasotti, che è dirigente dell'unità operativa SIAS, il servizio informativo agrometeorologico siciliano. Buongiorno, benvenuto. Prima domanda immediata: perché poche piogge invernali, caldo record di poche settimane fa, adesso sembra tornato l'inverno invece? Sì, buongiorno. Sì, si tratterà di questa pausa fredda, in realtà sarà durata molto poco perché già oggi le temperature saranno in netto rialzo. Abbiamo di nuovo davanti una fase in cui prevarrà la circolazione anticiclonica, quindi torneremo velocemente a temperature superiori alla media e purtroppo con la prospettiva di poche piogge. Stiamo cercando di capire cosa succederà proprio per il 1° maggio. È attesa una nuova fase perturbata tra il 30 aprile e il 1° maggio che per il momento purtroppo non promette piogge molto abbondanti, però ancora è presto per esprimersi. Quindi a maggio che tempo ci sarà? No, le previsioni oltre i 6-7 giorni. Ormai è difficilissimo. È meglio non rischiare, perché come ci hanno insegnato le ultime perturbazioni, annunci di piogge di una certa abbondanza sono sempre state smentite poi dai fatti. In questo ponte? Questo ponte questo periodo, appunto questo fine settimana, avremo tempo stabile senza piogge, con qualche flusso, qualche passaggio nuvoloso, ma assolutamente innocuo. Ecco, come dicevamo, le temperature in netto rialzo, torneremo su valori superiori alle medie, non eccezionali del tutto per il periodo, però ecco, riprenderanno una fase calda che ha contrassegnato un po' tutto l'inverno e la primavera, quindi con temperature quasi sempre superiori alla media. Noi siamo entrati in una fase climatica che i climatologi stanno cercando di capire meglio, perché le temperature sono nettamente superiori alle media, più ancora di quanto prevedessero i modelli climatici. Quindi siamo in uno scenario nel quale si sta cercando di capire se le grandi anomalie registrate nell'ultimo anno sono dovute solo al fenomeno del Niño e ora diciamo dovrebbero andare a scemare con questo passaggio di fase climatica, oppure se invece l'anomalia si manterrà anche nei prossimi mesi. Allora, lei ha nominato l'imputato, no? Il Niño, che poi in spagnolo vuol dire un bambino. Che colpa ha questo Niño? No, si tratta semplicemente di una fase di riscaldamento degli oceani che in passato aveva una ciclicità, accadeva ogni 6-7 anni, diciamo, era un fenomeno abbastanza raro. Quindi il riscaldamento delle acque del Pacifico? No? Sì, esattamente. E poiché i pescatori, questo nome nacque dai pescatori che notavano un calo del pescato, della disponibilità di pesce proprio nel periodo di Natale, proprio per questo fu dato a questo fenomeno climatico il nome del Niño. Ora appunto veniamo da una fase, siamo in fase di
esaurimento del Niño stiamo passando alla fase della cosiddetta Niña, cioè ora c'è la Niña, un momento, che è la sorellina? Sì. Che è? No, la Niña è semplicemente una fase climatica, diciamo, opposta al Niño, che invece è normalmente più prolungata, dura diversi anni. Che succede lì con la Niña? No, si tratta di semplicemente, diciamo, l'andamento è più ordinario, diciamo, si ritorna su livelli di temperatura più consueti, questo a livello globale. Normalmente la Niña è un periodo che dura diversi anni, ora negli ultimi anni l'intervallo tra gli episodi di Niño si sono ravvicinati, si sono accorciati, quindi non sappiamo, ecco, quanto durerà questa Niña, ma dovrebbe durare almeno un paio d'anni. E la domanda che tutti ci facciamo è se avremo un'attenuazione delle anomalie di temperatura che abbiamo registrato negli ultimi mesi, che sia a livello globale ma anche in Sicilia, l'abbiamo osservato, sono state anomalie veramente notevoli. Sono del resto quelle anomalie che hanno reso quest'ultima siccità a cui stiamo assistendo così grave, così impattante rispetto ad altre siccità analoghe del passato. E che previsioni possiamo fare riguardo alla siccità che ci preoccupa parecchio? Purtroppo le previsioni non sono buone, nel senso che dovrebbero accadere miracoli per portare nel sistema delle acque superficiali, nel sistema degli invasi, quantità di acqua così consistenti da evitare una crisi che già di fatto stiamo vivendo. Sì. Appunto non possiamo esprimerci, c'è la speranza che succeda un miracolo, come l'anno scorso la stagione fu salvata da queste piogge anomale di maggio e inizio giugno, no? L'anno scorso fu il maggio più piovoso di tutta la storia meteorologica della Sicilia. Arrivammo al mese di maggio in una situazione non negativa come quest'anno, ma anche l'anno scorso non avevamo avuto un inverno piovoso e maggio salvò la situazione. Quest'anno dovrebbe succedere la stessa cosa, solo che è molto improbabile, ecco, che accada, quindi già l'agricoltura... Finiremo col fare la danza della pioggia pure noi, quando non ci sono più alternative, però ecco, l'importante invece è capire che questi fenomeni climatici richiedono un'azione da parte nostra. Noi da molti anni siamo stati avvertiti dai climatologi che l'aumento delle temperature avrebbe portato a delle vere e proprie crisi climatiche. Ora stiamo parlando molto di adattamento, no? Della necessità che abbiamo di adattarci a una minore disponibilità idrica, e sono partite tante iniziative istituzionali per limitare i danni. È anche vero, leggevamo stamane con Angelo che continuano gli sprechi, per esempio dalle nostre parti, e addirittura in certe zone diminuisce l'erogazione dell'acqua. Certamente, che è un paradosso. Questo diminuire l'erogazione è fondamentale in questo momento per prolungare la vita utile della risorsa che abbiamo ancora a disposizione. Quindi razionare l'acqua, è un male minore, insomma. Sicuramente, soprattutto allontana la possibilità di crisi più acute, quindi è assolutamente necessario in questo momento limitare i consumi e ridurli, diciamo, diminuire adesso per non restare senza dopo. Certo, come hanno fatto a Palermo addirittura è vietato lavare la macchina con l'acqua da bere, diciamo. Sì, ecco. con l'acqua potabile. Si tratta di misure che tra l'altro sono adottate in altri paesi. In questo momento la zona della Catalogna, di Barcellona, sta sperimentando le stesse difficoltà e ci sono iniziative che è importante prendere, cioè è importante non lamentarsi troppo di queste cose, perché vuol dire che si cerca di governare il fenomeno. Certo, è molto peggio quando non si interviene. Adesso la domanda che facciamo sempre a tutti gli esperti, ma insomma ci rimane sempre il dubbio: tutto questo è colpa nostra oppure non poteva che capitare? Allora la siccità è data da una casualità di eventi che fanno sì che le perturbazioni per un lungo
lungo tempo non arrivino in una certa zona. A questo però si somma il riscaldamento globale, che è quello che in questo momento, le alte temperature sono quello che in agricoltura hanno aggravato tantissimo la situazione. Allora il riscaldamento globale è responsabilità dell'uomo, è responsabile delle emissioni che alterano il clima. Responsabilità dell'uomo che abbiamo fatto, dov'è che abbiamo sbagliato? Noi bruciamo troppi combustibili fossili, tutto il nostro sistema di vita, tutta la nostra economia si basa sull'uso di combustibili fossili, su una produzione energetica, soprattutto su un sistema di trasporti basato sul petrolio, sul gas naturale, sul carbone. E questo è un guaio? Questo è un guaio perché l'atmosfera non può sopportare quantitativi di gas climalteranti così elevata, di CO2 soprattutto, ma non solo. Quindi la transizione ecologica è assolutamente fondamentale, preferisco chiamarla conversione ecologica perché richiede un cambiamento culturale, richiede un diverso rapporto con le risorse energetiche, con le risorse della terra, ma assolutamente questo c'è stato anche c'è stato l'avvertimento delle Nazioni Unite, assolutamente dobbiamo cambiare rotte, dobbiamo farlo velocemente perché altrimenti il riscaldamento globale sarà più veloce della nostra capacità di adattamento. Le prime cose da fare quali sono, per chiudere? Diciamo, ma sicuramente quali sarebbero? Migliorare l'efficienza, innanzitutto migliorare l'efficienza, cioè migliorare l'efficienza vuol dire che intanto eliminiamo gli sprechi, intanto a parità di energia che utilizziamo, quella che sprechiamo intanto non va più a impattare sull'ambiente. Poi ci sono i cambiamenti di tecnologia che sono più complicati, no? Il passaggio all'auto elettrica che ha alcune problematiche, però io ad esempio uso l'auto elettrica e sono contento di alimentare la mia auto con i miei pannelli fotovoltaici anziché bruciando petrolio e benzina. Sicuramente la questione superbonus, no? Di cui si è parlato molto, probabilmente qualcosa non è andato per il verso giusto, ma l'idea della riqualificazione energetica degli edifici, di rendere le case meno energivore per riscaldare, per raffrescare, questo è un cambiamento tra l'altro su cui dovremmo fare grandi investimenti in modo anche da alimentare un'economia che ci rende meno dipendenti dal petrolio e che rende tutto il nostro sistema di vita più compatibile con l'ambiente. Bene, benissimo. Per chiudere, adesso sta già aumentando la temperatura mentre parliamo. Sì, oggi è una giornata in cui cambia la circolazione. Respiriamo. Sì. Siamo arrivati qui che sembrava inverno pieno. Sì, abbiamo avuto questi 2 giorni a cui non eravamo abituati. Adesso già va migliorando. Sì, oggi cambia la ventilazione, avremo una debole ventilazione meridionale, quindi arriveranno masse d'aria decisamente più calde, ecco, torneremo, non avremo eccessi di temperatura per il momento, ma saremo decisamente il clima più primaverile. Grazie Luigi Piasotti, è stato veramente esauriente, abbiamo chiaro un po' tante cose, responsabilità nostre e invece altre cose che non dipendono da noi. Rimanete con noi, tra poco parleremo di uno spettacolo bellissimo, si chiama Esercizi di stile. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo 2 ospiti importanti, sono 2 attori, Francesco Foti e Agostino Zumbo, sono protagonisti di uno spettacolo che andrà in scena a partire dal giovedì 2 maggio alla Sala Futura di Catania in via Macallè 3 con repliche fino al 5, uno spettacolo bellissimo che si chiama Esercizi di stile di Raymond Queneau, la regia è di Manuela Pistone. Ed è uno spettacolo curiosissimo perché si ripete quante volte la stessa gag, la stessa... È una storia banalissima, che viene ripetuta appunto insieme a noi in scena, c'è anche Emanuela Pistone la regista, viene ripetuta nel testo originario di Raymond Queneau tradotto da Umberto Eco
99 volte. 99 Noi per volte. evitare il sequestro di persone abbiamo deciso di farne 40. solo 40. Ed è divertente per quello, perché è un divertissement, come diciamo, una prova d'attore, tra virgolette, perché noi non siamo bravissimi. Tu non sei bravissimo. No, lui non sei bravissimo. Vi stiamo vedendo in scena Eccoci là. in un bianco e nero dove stiamo straordinario. invitando il pubblico a non venire a teatro. Esatto. Oh, ma allora comincia da Erasmo da Rotterdam, niente meno, gli studenti sapranno di chi parliamo, poi siamo passati anche noi, poi c'è stata anche una versione di Umberto Eco, vero? Sì. Che lo ha tradotto, ma in realtà non ha tradotto, perché essendo un gioco, un vero gioco letterario nel libro, ovviamente noi ne facciamo un gioco teatrale, Umberto Eco l'ha rigiocato in qualche modo, cioè ha capito le regole e l'ha rigiocato in italiano, e quindi ha fatto i suoi 99 pezzi, ispirati ovviamente a quelli di Raymond Queneau, più altri che ha tenuto come riserve, perché così, visto che non si sa mai. Ne abbiamo scelti alcune, Emanuela che appunto fa la regia ed è interprete, ne abbiamo scelti 40 che si incastrano tra di loro, Allora, e diventa però, un gioco. Tutti quanti a casa si staranno chiedendo ma si può fare qualche esempio? E io gliel'avevo chiesto fuori onda, mi hanno già detto no, non si possono fare. No. Possiamo dirvi che potete venire in autobus, perché di questo parla la storia. Su un autobus succede qualcosa su un autobus. C'è un tipo con un collo lungo, un cappello strano, una che litiga con un treccia vicino, intorno. e lo si rivede 2 ore dopo. E pesta il piede a un altro vicino di posto. Però no, una cosa importante è che tu dici 40 volte la stessa cosa, mamma mia, sono 40, cioè immaginate tutto il possibile arcobaleno di versioni possibili, il tutto concentrato in un'ora, insieme a magie, canti, balli, musica. Ci più affascinante. Abbiamo prenotato il 118 alla fine. Per emergenze varie. Ma per noi, però non per il pubblico, perché tenteremo anche di assaltare anche il pubblico. Però. Sì. Quindi chi verrà probabilmente, forse è meglio che non viene a vedere lo spettacolo. Ecco. No, invece Sala Futura a Catania, via Macallè da giovedì 2. È difficile impadronirsi di questo. Per me tantissimo, perché loro lo fanno da recital, cose, cioè, noi l'abbiamo fatto ad Antenna, una trasmissione, quando io facevo le trasmissioni ad Antenna Sicilia, ne ho fatte diverse, e noi 3 ragazzini abbiamo fatto un intervento in una trasmissione, credo Noi Oggi, esatto. Sì, preistoria. Ma perché siamo ragazzi? E avevamo chiesto, ma c'è quella registrazione che noi abbiamo visto dove siamo ragazzini qui in questo studio e vi cimentate con e abbiamo fatto esercizi di stile. Però credo che insomma non c'era il tempo neanche di andare a cercare in archivio queste immagini, però niente, l'abbiamo fatto qui dopo 3. Ma secondo voi chi è che oggi fa esercizi di stile non a teatro? I politici? Chi sono quelli che sanno a fare gli esercizi di stile? Dottore Cucuzza. Non sfregoliamo. Michele Cucuzza. Non cadiamo nel tranello. Ecco, noi una cosa che facciamo in questo spettacolo è niente satira politica, niente, è divertimento. Per una volta tanto, se va a teatro, voglio pensare, li abbiamo fatti, li faremo e li facciamo. Questo è uno spettacolo in cui noi ci stanchiamo e ci divertiamo moltissimo, e questo vogliamo trasmettere. Però anche in televisione. Però sotto qualcosa c'è. Adesso? Chi capisci, chi vuole capire capisca. Però anche noi in televisione ogni tanto facciamo esercizi di stile, non volendo, è vero? Per forza. Quando facciamo i birignao bombo, cose che ripetiamo. Diciamo che è difficile ormai, poi ci aspetta. Poco fa diciamo con Francesco, allora guarda, leggevamo i titoli dei giornali e allora diceva, aspetta, questo dice questo dice il contrario, questo dice questo. Si arriva da una cosa alla media cosa, al contrario della cosa. Allora, noi tutte le mattine con l'abbiamo segnalato prima, l'abbiamo rilevato. Con tutto rispetto per voi giornalisti, no, attenzione. anche noi
È il punto di vista, no? Esatto. Come viene letta la notizia. È il Come punto si di pone vista, la è, il notizia momento e come si legge. è anche il momento da cui parte. Cioè, se prima c'è stato questo, ma Poi poi c'è stato c'è stato questo, questo, e allora, c'è stato quest'altro. se prendi da questo momento in poi c'è stato solo quello. Se invece- Esatto. Ma è verissimo, perché adesso uno lo può leggere da un punto di vista politico, ma lo può leggere anche dal punto di vista stilistico, spettacolare. Ed è vero, sono autentici esercizi di stile, Esatto, perché una stessa notizia viene raccontata in maniera quasi opposta. Se verrete a vederlo, troverete anche la verità opposta. Detta proprio controverità. Esatto, e vi dovete sedere, anzi vi faremo sedere in prima fila. Aiuto, questa è una minaccia più che una promessa. Chi verrà vedrà. Beh, stupendo. Bene. Allora, ripetiamo, da giovedì 2 fino al 5 esercizi di stile con Francesco Foti, Agostino Dumbo e Manuela Pistone, che non è con noi ma è in scena e cura anche la regia, fino abbiamo detto al 5. Alla via Macallè 3 a Catania, Sala Futura, Teatro Stabile di Catania, la produzione. Però ci potreste lasciare con una piccolissima. Non so se rischiare sull'autobus. Dai, veloce, su. 1, 2, 3. No, poi in coro non se ne parla. Ma Dai, figurati, se vai, vuoi parti tu, io mi attacco. Sull'autobissolo, l'auto dell'essere lauda da fe, che fa da sé, per e pepe. A Sussultoni, a Balzelloni, dal capolinea a linea Pie. Basta. Stupendo. Un giorno calido Immaginatelo a casa, immaginatelo ripetuto una quarantina di volte con tutte le Tutto varianti. questo così, Siamo sull'autobus. Beh, da non perdere, veramente straordinario. Grazie Grazie a voi, grazie a voi, per essere aspettiamo stati tutti. con noi. Adesso facciamo una breve pausa e dopo torneremo a dare un'occhiata ai quotidiani, faremo i nostri esercizi di stile. Perfetto, bravissimi. A dopo, rimanete con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, torniamo ai quotidiani con Angelo Gagliano. Allora, abbiamo visto prima tanto 25 aprile, tante notizie sulla giornata di ieri. Adesso parliamo anche, vediamo i temi internazionali, perché il conflitto in Medio Oriente è sempre sulle pagine dei giornali. Leggiamo dal Corriere: ostaggi, l'appello di Biden, liberatevi, la lettera firmata anche da altri 17 leader internazionali, e Hamas è pronto a disarmare in cambio dello Stato. Questa è la richiesta. È incredibile come Hamas non parli mai degli ostaggi, dice siamo disposti anche a smettere di sparare in cambio purché ci sia lo Stato palestinese, però degli ostaggi non dicono nulla. E vedete, la stessa notizia è ripresa anche da Repubblica: appello di 18 paesi per gli ostaggi, e intanto l'esercito israeliano pronti a entrare a Rafah. E poi il conflitto, il destino di Gaza è una strada che divide in due la striscia. Siamo già proiettati praticamente a quello sul che dopo, può. sì. Esattamente. Intanto però il Messaggero scrive una notizia che non tutti i quotidiani stamattina hanno, perché le manovre su Rafah alzano la tensione tra Israele e Egitto. Quindi, però, questa è una novità. Questa è una novità. I vertici di Hamas all'estero giocano la carta della tregua. Sinwar è contrario, che è il leader praticamente di Hamas, e l'esercito israeliano schiera i tank per l'offensiva a sud del Cairo non si avvicinino ai nostri confini. Il problema è questo, perché Rafah è proprio vicinissimo al confine con l'Egitto, quindi ovviamente l'Egitto comincia a essere un po' preoccupato, cioè non è che pensate di sconfinare. Ecco. E poi c'è un'intervista a Ferdinando Nelli Feroci, dice: la proposta di Hamas sui due stati è una provocazione poco credibile. C'è quindi la riflessione attenta e l'analisi. Questo per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente. Adesso invece parliamo di quanto accade invece in Ucraina, perché i missili americani si chiamano ATACMS a Kiev. Impronunciabile quel nome, ATACMS.
Così cambia il fronte. L'Ucraina sta utilizzando i missili a lungo raggio che sono stati inviati dagli Stati Uniti. Ora può colpire nel cuore delle zone occupate dalle truppe russe, e intanto da Polonia e Lituania c'è un aiuto per i rimpatri. Questo è il conflitto, l'altro versante. E poi il paradosso italiano sulle armi per l'Ucraina: meno aiuti dallo Stato, più vendite dai privati. Questa è la situazione. Dal 2023 gli equipaggiamenti regalati dal governo Meloni sono diminuiti per quantità, efficacia e qualità. Tra i grandi soltanto la Spagna fa meno di noi. Questo è il quadro che viene riportato da Repubblica. Adesso voltiamo pagina, abbiamo parlato del conflitto e approfondiamo invece Weinstein. Weinstein, sì. È una roba che veramente... Guarda, allora, errori, testimoni sbagliati, annullata la sentenza Weinstein, shock a New York, inquietante scia di revisioni, il produttore comunque resta in carcere, scrive il Corriere. La stessa notizia viene ripresa anche da Repubblica, così vediamo i punti di vista e se sono allineati in qualche modo. Colpa al processo simbolo del Me Too, qui si fa attenzione proprio alla, a quello che è stato poi il motivo scatenante, no, delle proteste che sono nate. Annullata la sentenza a Weinstein, saltata la pena a 23 anni inflitta a New York per una irregolarità nel procedimento, ma lui resta in cella per un'altra aggressione però avvenuta in California. Pare verrà adesso trasferito a Los Angeles. Anche la Stampa riporta la notizia: la Corte Suprema di New York ha annullato la condanna, utilizzati testimoni su fatti precedenti alle accuse. Il processo è da rifare, ma il re di Hollywood resta in cella. Shock nel mondo femminista, vittime scoraggiate. Certo che è impressionante, uno che è stato condannato a 23 anni di carcere, questa sentenza viene di colpo annullata tutto, perché hanno sentito dei testimoni che erano testimoni di una causa che non c'entrava niente. Poi qualcosa di italiano anche. Il primo giorno con il ticket, Venezia pagano in 15.000, ieri c'è stato l'esordio, corteo e tensioni, il sindaco, la gente ha capito. Ma hanno pagato o no? Questa è la cosa. 15.000 hanno pagato, in 15.000 hanno pagato per l'ingresso. Non sono moltissimi. Non sono moltissimi. Poi abbiamo altri spunti. Questa è un'inchiesta che viene portata avanti da Repubblica. L'abbiamo visto prima, una accenna in prima pagina. Droni e visori inutilizzabili, le spese folli della scuola per non perdere soldi del PNRR. Ma dove l'hanno fatta questa Acquistati in fretta strumenti che studenti e prof non possono e non sanno utilizzare. Erano dei fondi da spendere evidentemente e alla fine il 2026 la scadenza PNRR scolastico è partito nel 2023. Entro settembre del 2026 i fondi dovranno essere spesi e sono state comprate aule immersive, costano tra i 30 e i 40 mila euro, ma oggi sono pochi gli insegnanti in grado di fare delle lezioni. Quindi abbiamo un po' sperperato per non avere programmato con ogni probabilità quelle che erano le spese da fare. Poi una serie di notizie che riguardano, intanto partiamo dalle tendenze, fenomeno indie, la carica dei brand beauty indipendenti. La prima è stata Selena Gomez, il suo marchio inclusivo, oggi vale più di 2 miliardi di euro, l'ultima Belen Rodriguez, fuori dai grandi gruppi del settore. Questa realtà costruiscono il successo su valori condivisi con i loro follower e l'uso anche dei social. Insomma, come cambiano. Cioè uno si fa la sua cosa indipendente e riesce a fare anche 2 miliardi di euro. Miliardi. È un business immenso ed enorme. Ancora, noi spaziamo da un tema all'altro. Questo è un tema che ha più del sociale, perché c'è un allarme. La pubertà arriva un anno prima, ma perché arriva un anno prima? Perché è colpa di TV, stress e vita sedentaria. Quindi c'è stato uno studio, la prima mestruazione in media a 11 anni e mezzo, ma crescono i casi in cui i caratteri sessuali compaiono a 8 anni, picco dopo la pandemia. Evidentemente c'è stata un'accelerazione, alcuni fattori hanno di fatto contribuito a che si verificasse questo fenomeno. Poi cruciale un'educazione sessuale e affettiva precoce, i genitori vanno formati per gestire questa situazione.
Altri temi, qualcosa di più leggero. Adesso il caffè diventa salato, leggero si fa per dire, ma pesante per le tasche. Sì. Al bar è caro tazzina, prezzi verso i 2 euro. Ragazzi, quotidiani, 2 euro. diciamo le quotazioni quotidiane delle materie prime sono in crescita e il dollaro forte, sale così il costo della bevanda. E Pescara la provincia con gli aumenti maggiori, Catanzaro la città più conveniente. Insomma, 1,38 è il prezzo di una tazzina di caffè a Trento, la città in Italia dove costa di più bere la bevanda al bar. 1,05 è quanto si paga a Napoli, che è la patria del caffè. 0,99 euro è quanto si spende a Catanzaro nei bar del centro calabrese per bere un caffè. Il prezzo più basso d'Italia sarebbe questo. Poi magari qualcuno dirà, ma nel mio bar costa ancora di meno, oppure costa ancora di più. Altre notizie che ci portano però a scandagliare il mondo economico. Parliamo di Paolo Berlusconi stamattina, perché apre alle auto Dongfeng, il fratello dell'ex premier, socio di una SRL nata per importare i mezzi del colosso cinese. Un partner finanziario della nuova società sarà Crédit Agricole Consumer Finance, e quindi arriveranno in Italia tantissime auto cinesi. 1 milione l'obiettivo del governo sulla produzione di auto, oggi ferma a 541.000, si parla di auto chiaramente elettriche. E ancora altri temi e altre notizie, cambiamo assolutamente argomento. Ecco qui, questa è una storia invece che ci porta alla cronaca, perché non mancano mai le notizie un po' allarmanti e preoccupanti. Dai complimenti agli abusi, il professore finisce agli arresti. A Ravenna le indagini dopo la confessione della studentessa alla madre, mi toccava, la giovane non andava più a scuola e da mesi soffriva anche di attacchi di panico. Quindi alla fine questo insegnante, insomma, è stato intercettato ed è stato arrestato. Ancora altre notizie dalle pagine interne, spaziamo, nozze tra ITA e Lufthansa, c'è il pressing di Giorgetti, ma il verdetto slitta. C'è stato un incontro del ministro con Vestager a Bruxelles, pronti a tagliare nuove rotte, ma il dossier va chiuso entro giugno, quindi bisognerà capire adesso se effettivamente arriverà dall'Europa il via libera a questo matrimonio per il salvataggio anche della nostra compagnia di bandiera. Ne abbiamo parlato prima in qualche modo e adesso approfondiamo anche questo tema, perché Chiara Ferragni sta cercando soci, ha bisogno di 6 milioni. Ma poverina. E tutto questo perché? Perché i ricavi sono crollati del 40% dopo il caso Pandoro. E il team adesso che chiaramente guida nelle strategie, di marketing e anche di investimenti, l'influencer sta studiando il piano anticrisi per risollevare l'azienda che tiene il suo brand. Servono appena 6 milioni di euro. In soccorso di Chiara, vediamo un po', potrebbe arrivare Francesco Trapani con la Vamp Investment, oppure Marco Bizzarri, ex AD di Gucci. Insomma, ci sono dei nomi che si stanno facendo avanti e possono in qualche modo dare supporto economico o comunque aiutare la Ferragni. Bene, ci fermiamo qui, ma non interrompiamo il programma perché è il momento dell'almanacco. Buongiorno Sicilia. Il 26 aprile non è soltanto una giornata mondiale, ma un momento di riflessione. Nel 1986 avvenne, infatti, il disastro nucleare di Chernobyl. A 38 anni da quell'esplosione che ha rilasciato radioattività equivalente a 500 bombe atomiche come quella di Hiroshima, il ricordo è ancora molto forte. Le radiazioni hanno avuto un impatto devastante sulla salute di milioni di persone in Bielorussia, Ucraina e Russia, e le conseguenze si fanno sentire ancora oggi. Avete mai fatto caso a come sono organizzati i prodotti quando entrate in un supermercato? Allora, la prima cosa che notiamo sono spesso frutta e verdura fresca, disposta proprio come in un mercatino di paese.
Avete mai pensato che dietro a questa scelta ci sia una precisa strategia di marketing? Infatti questa atmosfera è studiata apposta per stimolare la nostra propensione all'acquisto. E non finisce qui, perché man mano che procediamo, gli scaffali sono organizzati in modo da seguire i momenti della nostra giornata, dalla colazione fino alla cena, passando per vini e bibite. Ma attenzione ai trucchi del mestiere. I prodotti più costosi sono spesso posizionati proprio a livello degli occhi o delle mani, mentre quelli più economici si trovano sugli scaffali più bassi oppure più alti. Diciamo che siamo tutti vittime inconsapevoli di questi stratagemmi di vendita. Oggi vi spiego un modo di dire latino usato per descrivere periodi di crisi. Mala tempora currunt. Spesso pronunciata così, anche se la frase completa è mala tempora currunt et peiora parantur, che aggiunge un tocco ancora più pessimista. Corrono tempi cattivi e se ne preparano peggiori. Ma speriamo di no, ce lo deve dire Marco Amato, non credo che andrà così. Marco, che dici? E beh, caro Michele, essendo che il caffè aumenta sempre più, si fa sempre più salato, forse anche da parte mia farei questa considerazione. Ha ragione. Comunque la tazzina è straordinaria come al solito, La tazzina è, come direbbe Glenda Jackson, da romantica signora inglese. È un servizio che viene proprio dalle porcellane inglesi tipiche, che amo molto, ce l'ho anche in blu, che è il mio preferito, e ora sono alla ricerca di quella verde, che è quella che mi manca. Ce l'ho anche marrone. Perfetto, perfetto. Allora, che ci racconti oggi? Allora, traiamo auspici per questo weekend, che non sono poi così infausti come il detto latino pronunciato da Noemi voleva fare sottendere. Ebbene, questo weekend inizia con una baldanzosa luna in Sagittario, una luna che però assiste anche al risveglio di Mercurio. Mercurio ieri è finalmente tornato diretto e quindi ha ben 3 settimane di domande e di comunicazioni in arretrato. Quindi cosa si legge tra le stelle come auspicio? Intanto che i segni di fuoco sono in auge, quindi Ariete, Leone e Sagittario riprendono posizione, una posizione che ha bisogno di maggiore fermezza, di maggiore determinazione e soprattutto di esplicare tutta una serie di cose che i 3 segni di fuoco hanno un po' tenuto dentro, soprattutto l'Ariete nella condizione di coppia, il Leone un po' più in generale in quella del lavoro e dell'autoaffermazione sociale e personale, mentre invece i Sagittario sono ancora a barcamenarsi su quello che potrebbe essere un affare conveniente, un investimento, una direzione nuova che ancora ritarda, che è un po' più complessa ma che ora sembra addirittura d'arrivo e quindi vogliono capire se hanno fatto la scelta giusta o meno. Cosa fanno gli altri segni? Gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. E beh, se va bene al fuoco, per regola anche gli Aria se ne avvantaggiano, soprattutto questa volta Bilancia e Acquario. Entrambi i segni zodiacali sono assolutamente determinati ad essere un pochino più leggeri e ad ascoltare un po' meno le altre persone, proprio perché hanno vissuto un periodo di grande stress mentale e lavorativo e adesso invece questo weekend si dedicheranno con maggiore leggerezza agli amici, al divertimento, ma soprattutto un po' a giocare, ad essere più leggeri con loro stessi. Chi gioca sempre un evergreen dello zodiaco è il segno dei Gemelli, che questo weekend invece incentra tutto proprio sull'Ollia redivivo, il suo Mercurio. Risvegliato a intessere rapporti sociali nuovi. Mi stupiscono molto Scorpione e Capricorno invece per gli acqua e per i terra nello zodiaco, perché da bravi capitani coraggiosi combattono contro contrabbandieri macedoni avendola meglio, proprio perché sono i 2 più intraprendenti dello zodiaco in questo weekend e riusciranno sempre a trionfare. Lo Scorpione è sempre ironico e sagace, il Capricorno è sempre fattivo
e ha sempre la grande costanza di seguire i suoi obiettivi che per i Toro e per i Vergine sono ancora un pochino più complicati da raggiungere. Il Toro perché ha pasticciato un po', ma arriva una soluzione data dall'amore proprio in questo weekend, mentre invece i Vergini, ancora più stanchi, si chiedono se dichiarare i propri sentimenti o le proprie sensazioni al lavoro o meno. Questo weekend in cui dovete un po' fuggire, cari Vergine. Per gli ultimi 2 segni d'acqua, ovvero Cancro e Pesci, si annuncia un weekend di tutto riposo e devono credere un pochino più in se stessi e nella loro capacità affettiva, i Cancro, di portare stabilizzazione invece che la solita confusione, mentre invece i Pesci possono essere orgogliosi del lavoro fatto in ambito professionale. Ragazzi, detto questo, vi auguro uno splendido weekend di riposo e vado a meditare con la mia tazzina inglese sul caffè rincarato. Buon weekend anche a te, grazie grande Marco, benissimo. Noi ritorniamo in studio e celebriamo tutti i 26 aprile che possiamo. Per esempio nel 1931 a New York si è realizzata la prima trasmissione televisiva. È cominciata quindi l'epoca della comunicazione di massa con la televisione. 1931, era questa lo studio dove l'hanno fatta, pensate. Nello stesso giorno, però 2 anni più tardi, nel 1933, veniva istituita la Gestapo, la temuta polizia segreta delle forze naziste tedesche, con il compito di investigare e combattere, vedete questa foto dell'epoca, tutte le tendenze pericolose per lo Stato. Questo organismo si configurava come uno strumento di oppressione e di controllo. E il 26 aprile è anche una data tristemente nota per il bombardamento di Guernica. Siamo in Catalogna, 1937, un attacco brutale da parte delle forze tedesche che supportavano Francisco Franco nella guerra civile spagnola. La devastazione di questa città avrebbe ispirato uno dei più celebri quadri proprio di Picasso. Cose più tranquille, il 26 aprile del 61 cominciava Tribuna Politica, vedete come era fatto lo studio, coi banchi, non assomiglia per niente a quelli di oggi, era l'idea di avvicinare la politica ai cittadini e agli spettatori. Intanto in Canada lo stesso giorno, ma nel 65, un concerto dei Rolling Stones viene interrotto dopo soltanto 15 minuti. La decisione arriva non appena una parte della folla inizia a picchiare e tirare sedie un po', come dire, alterati contro la polizia. Il concerto gli ha dato un po' alla testa. Vabbè. 26 aprile del 1986 Maria Shriver e Arnold Schwarzenegger si sposavano. La loro relazione, iniziata ad un torneo di tennis, avrebbe attirato poi l'attenzione pubblica per anni. E lo abbiamo sentito prima, tuttavia lo stesso giorno dell'86 è impresso nella memoria collettiva di tutti noi per un motivo molto più grave, cioè l'esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, uno dei più grandi disastri nucleari della storia. E questo è l'ultimo ricordo con il quale poi ci prepariamo a lasciarvi, una nota più leggera con una stella del pop italiano che è Giorgia, nata il 26 aprile del 71. Buon compleanno Giorgia, con oltre 7 milioni di dischi venduti, eccola qua, splendida, splendente. Giorgia è una delle voci più potenti e riconoscibili del panorama musicale. La sua canzone Gocce di memoria è una delle più amate, inserita anche nella colonna sonora del film La finestra di fronte di Ospetek. Il successo del brano è stato clamoroso, con oltre 120.000 copie, pensate, il singolo più acquistato nel 2003, una popolarità che non ha poi conosciuto battute del resto, vista la conquista dell'ennesimo disco d'oro a ben 11 anni dalla sua uscita. Vi auguriamo quindi buon weekend, ci rivediamo lunedì 29 aprile, Gocce di memoria. Buongiorno Sicilia. A lunedì. Rieccoci, finalmente venerdì, pronti per vivere questo ponte del 25 aprile. Siamo come sempre pronti a proporvi qualcosa di simpatico da fare in questi giorni. Mi raccomando, prendete nota.
5 giorni all'insegna di colori e profumi nella grande musica e nel divertimento per tutta la famiglia. Torna da Ciriale il consueto appuntamento con la gioiosa e colorata Festa dei Fiori, che si svolge quest'anno dal 25 aprile al 1 maggio, con un ricchissimo calendario di appuntamenti per festeggiare l'arrivo della bella stagione. Le vie e le piazze del centro storico della bella cittadina in provincia di Catania diventano così la cornice ideale per uno spettacolo che raggiunge il momento clou con le sfilate dei carri, dei fiori e le macchine infiorate, che danno vita a uno spettacolo unico e raffinato. Domenica 28 prossimo per darvi altri appuntamenti imperdibili. Buona giornata e buon weekend!